In questa antica pieve, alle pendici del Colle della Rocca di Monselice, la chiesa duecentesca di Santa Giustina, vecchio duomo della città murata, Roberto Loregian ha suonato fin da bambino e spesso assieme agli stessi musicisti che venerdì sera lo hanno accompagnato in un concerto straordinario che la città di Monselice, assieme al Senato della Repubblica e alla Regione Veneto, hanno voluto per celebrare un concittadino illustre. Fine clavicembalista, oggi in forza ai solisti veneti e punto di riferimento nella scena nazionale e internazionale. La sua forza espressiva, il senso ritmico, la capacità di interpretazione, il colore e la profonda conoscenza delle partiture fanno di questo artista, che vive a Monselice, uno dei clavicembalisti più apprezzati e richiesti. Concerto straordinario nel calendario Arte nell'Arte della rete Eventi del Veneto con la collaborazione dell'Associazione Devota e Affettuosa in una delle chiese più affascinanti del Veneto, a metà della salita che porta alle famose 7 chiesette di Monselice, gremita e riscaldata in una serata raggelata da un temporale memorabile, dagli applausi generali raccolti a piene mani da Loregian e dagli amici dell'orchestra da camera Gentile Ensemble, con Glauco Bertagnin, virtuoso e potente violino principale, e Francesco Padovani al flauto solista. È stato così particolarmente emozionante sentire il calore e la gioia con cui questo gruppo di musicisti ed amici hanno festeggiato un maestro che ha tracciato una strada importante, colorando della solarità della scuola classica veneta e veneziana le più note pagine della musica antica, che ha confessato a tutti con la sua solita umiltà che da piccolo, mentre suonava l'organo in questa pieve antica, sognava di diventare uno dei solisti veneti. Oggi, che è questo e anche molto di più, Loregian ha lasciato il segno della sua visione musicale in dischi premiati nel mondo e nelle integrali delle opere per clavicembalo di Vivaldi e Frescobaldi. Il sindaco di Tribano e la consigliera regionale Elisa Venturini hanno consegnato rispettivamente a Loregian i riconoscimenti del Senato della Repubblica e della Regione Veneto, un tributo meritato in una carriera che ha ancora molto da offrire al pubblico.